È stato inaugurato il ristrutturato ponte girevole sulla canale Brianna a Sant'Anna di Boccafossa, in comune di Torre di Mosto. La struttura, la cui costruzione risale al 1925, era da tempo bisognosa di importanti interventi di sistemazione. I lavori di recupero sono costati 275.000 euro, di cui 147.000 a carico del comune e la somma restante da contributo della regione. I lavori di restauro sono iniziati a ottobre e si sono conclusi in tempi brevi, considerato lo stop per il lockdown. Diciamo un ponte che è iniziato la costruzione nel 1925, nel 1930 il Genio Civile l'ha passato al nostro comune insieme con la casa che vediamo qui a fianco. Perché? Perché inizialmente era un ponte girevole e quindi doveva far passare tutte le imbarcazioni che risalivano il Brian fino allo zuccherificio, insomma, no? Fino allo zuccherificio di Ceggia. E poi insomma, dopo gli ultimi anni invece è stato chiuso perché non c'era più questa necessità. L'importanza del ponte è un'opera che serve al territorio per poter muoversi sia dal punto di vista lavorativo, non dimentichiamo che questo è un terreno a vocazione agricola, e soprattutto per il turismo sia fatto sia in auto, sia in bici, sia a piedi. Quindi diventa un punto strategico. Ecco Sindaco, si è trattato anche di un lavoro importante perché la sovrintendenza ad esempio ha vincolato quello che era la parte storica del ponte, quindi si è trattato anche di un restauro di pregio. La sovrintendenza ha preteso, essendo un bene vincolato, che fosse ripristinato come in origine, in tutte le sue parti, comprese le chiodature, compresi i dettagli e via. Addirittura certe parti che erano piegate ha voluto che rimanessero tali, proprio per testimoniare la storicità e la caratteristica proprio dell'insieme. Insomma, abbiamo fatto una variante strutturale perché prima il ponte stava in piedi sostenuto dai parapetti laterali, poi invece abbiamo cambiato, abbiamo fatto un impalcato che potesse essere indipendente per poter aumentare la capacità di portata del ponte, perché i mezzi agricoli che oggi passano hanno necessità sempre di una capacità maggiore di passaggio. All'inaugurazione hanno partecipato anche gli assessori della Giunta di Torre di Mosto, Tiziano Pasquon, Nello Pasquon, Elisa Rossetti, il presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Giorgio Piazza, e la signora Liliana, figlia di Gedeone, lo storico manovratore del ponte quando era ancora girevole. Al termine della mattinata è stata inaugurata anche una mostra al Museo del Paesaggio di Boccafossa, che ha dunque riaperto i battenti dopo la chiusura per il lockdown. Un'importante testimonianza della valorizzazione turistica di questo territorio, come sottolinea il vicegovernatore della regione Gianluca Forcolin. Credo che anche in questo caso ci sia un gioco di squadra che va oltre alla mera sistemazione del ponte, della staticità del ponte, ma crea appunto il collegamento e anche opportunità di crescita per questo territorio così bello, insomma, che ne fa anche un po' un orgoglio veneto. Non solo un ponte è sinonimo di collegamento fra comunità e quindi fra territori, ma oggi qua si vive anche un'esperienza emozionale sul Brian, quindi con un territorio assolutamente eccezionale dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista turistico, perché ci sono veramente dei territori di collegamento fra il litorale e l'entroterra che vanno valorizzati in una sinergia che appunto parte dalle amministrazioni comunali, ma tocca il Consorzio di Bonifica oggi presente con le associazioni del mondo del sociale, della cultura e quindi della valorizzazione di questi territori.